Sapeva che questo l'ha messo su YouTube. a me Terzo scudetto consecutivo, Campo Maria di Interclub. Però questa squadra oggi ha dimostrato che voleva vincere questo scudetto. Prima di andare in campo dobbiamo correre, perché la qualità dopo viene fuori. Abbiamo fatto quello e pure a casa della diventavano loro. Fabio, questa è una per play un po' più questa di Michael io dove stare qui a pensare che lo meritava, che non lo meritava. Da molto lì è stato un grande campionato, questo credo che poi rimarrà anche al di là delle polemiche che ci sono state che magari qualcuno continuerà così. Ma che cazzo di polemiche, prendela nel culo, abbiamo visto come basta. Da tifoso di calcio tutto abbiamo e sabato pure la Coppa Italia, pure la Coppa Italia, sì, tutto pure la Coppa Italia, tutto in queste giornate del primo tempo anche nel secondo. per lo scomando aspettiamo che arrivino gli altri. E infatti credo che al di là di tutto si possa dire che quest'anno, in questa stagione ha vinto l'Inter, la loro giocato bene, hanno vinto le squadre che sono arrivate in Champions, grande impresa della Fiorentina da questo punto di vista, che anche se finale di Coppa UEFA, meno bene che andate in Europa, ma questi invece sono i tifosi dell'Inter che sono rimasti fuori a tenere la squadra, a sostenerla tutta la partita. Prima abbiamo visto anche voi le pazze dell'uomo, però io dico, dopo un campionato così, dopo aver dimostrato qualità e tutto quello che avevamo potuto dire per gli altri campionati, abbiamo potuto dire per il nostro quest'anno, dopo questo campionato io sono sicuro che l'anno prossimo in Europa cambia la musica e le squadre italiane giocheranno in un modo diverso, perché possono acquisire anche più personalità, possono acquisire più tranquillità nel dimostrare che forse il calcio è importante l'Europa ritornato da noi. Non può essere sicuramente un po' di riprese tu perché ogni stagione fa questo e poi le rivendicazioni delle squadre in Champions sono legate anche a dei particolari e a dei momenti in cui le squadre arrivano a confrontarsi contro le altre. Sicuramente il prossimo anno ci ripresentiamo nella massima competizione europea e faremo sicuramente bene. L'Inter è campione d'Italia, con questo chiudiamo per il momento il collegamento da Parma, ma poi tra poco tutte le interviste, tutte le feste di tutte le squadre che devono festeggiare, la tristezza, l'amicizia, ma anche la soddisfazione di aver dato tutto per le squadre che hanno perso. Per il momento un saluto, Fabio Messi. Non viene a registrare che deve registrare? Sta registrando, no, è chiuso. Ah bello! Siamo campioni d'Italia! E qua ci ferma? Fermala! Non vedevi che hanno gol? Non vedevi che hanno gol, signora? No, così no. Sky, prendi l'amicizia. Presenta il tuo amico a Sky. Sarete premiati entrambi. Come scusa? No, il commesso. Chi? Non è commesso. Vabbè. Sì. Adesso arrivano tutti quanti. Vieni, entra. Ma mio io, vieni. Allora, ricapitolando il chiamo Nino, Ludo e Manu, Antonio Bianco. Oh, c'è una vita apposta, Ah, guarda che mi sto spendendo. aspettiamo all'altro qua. Vieni, oh! La bandiera, come l'ha sotto? No, io c'ho la moto, vengo con la moto. Ok. Un'energia così responsabile da rispettare l'ambiente e favorire le fonti rinnovabili. La bandiera dell'Inter, non dell'Italia. Dice che Mancini ha detto che siete diversi. Grazie, grazie a Dio. Era sabato, no? Dammi questo intervento, Oggi con vittoria su vittoria! Pazza l'intera
come giurista, della testa della soli io ti seguirò dello soli sempre di milione su Ma un canino sta morendo! della senza non riposa amara pazza intera mala è una gioia infinita che dura una vita pazza intera mala seguila Quegli occhi che non capiamo più! in città una vita una sola partita pazza intera ancora meglio! soltanto c'è un nuovo campione in tiro che parte da questa canzone forza non mollare mai amala E adesso festeggiamenti sfrenati per tutta la notte! pazza l'intera mala siamo i campioni d'Italia Campioni d'Italia! Vai, lo cavo tu, ma cosa? Scaricare il pazzo che c'è Pellino! Sì, non devo fare! Aspetta che c'è tutta... L'anno prossimo un quartetto!